Ben ritrovati e ben rivisti a voi tutti e un cordiale saluto al direttore di Solidarietà Veneto, Paolo Stefan. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Allora, ritorna questo gradito appuntamento via video, un cordiale saluto a chi ci ascolta e ci vede sulle piattaforme. Ricordo anzitutto che oltre che sulle piattaforme e sul sito di Radio P è possibile anche interagire per porre delle domande al direttore Paolo Stefani. Io sono un interlocutore privilegiato perché sono tanti anni, direttore, che noi ci sentiamo e da qualche settimana anche con questa nuova modalità video. Allora, direttore, anzitutto, sta per arrivare agosto, per molti le meritate ferie, ma che diciamo sui rendimenti, sui nostri soldi, visto che questo è un periodo anche di tasse, si parla anche di possibili riforme di pensioni, nuovo PNRR che agevolerà probabilmente di molto gli investimenti, ma andiamo sul concreto. Solidarietà Veneto, come stanno andando le cose per i nostri risparmiatori per il mese di giugno? I nostri soldi sono investiti bene? Noi auspichiamo di sì, poi il bene dipende dalle aspettative magari che ognuno nutre rispetto al risultato che vanno poste a confronto, diciamo così, proprio con il bilancio contabile ex post. Diciamo così, effettivamente prima dell'estate si fanno i conti del primo semestre, non sono conti, se vogliamo, importanti, decisivi, magari come quelli che di norma si fanno all'inizio dell'anno, sull'annualità intera, però insomma questi 6 mesi sono stati, devo dire, abbastanza particolari per quanto riguarda l'ambito finanziario e quindi possiamo anzitutto dire sì che i risultati di Solidarietà Veneto in questo periodo, in questo semestre, sono stati positivi, tutti e quattro i comparti. Ricordo per gli ascoltatori e per chi ci vede, diciamo che Solidarietà Veneto consente la possibilità di scegliere 4 diversi comparti di investimento, quindi non vorrei dare per scontato questo aspetto. Abbiamo il comparto garantito TFR, che di norma viene proposto a chi deve conservare il capitale e chi si approssima al momento del prelievo finale. Lato opposto, per chi è giovane e si approccia per la prima volta alla previdenza complementare, pensiamo all'iscrizione di un soggetto fiscalmente a carico, di norma si posiziona sul comparto dinamico, più volatile, ma rispetto al quale l'aspettativa di rendimento nel lungo periodo può essere maggiore. Nel mezzo il comparto reddito, comparto centrale del fondo per chi sta a metà strada, un po' come noi, no, Claudio, che siamo persone, come dire, di mezza età, ecco. E il comparto reddito, dopodiché il comparto prudente per chi è, diciamo, a cavallo tra i 50 e i 60 anni prima del pensionamento. Bene, tutti e quattro i comparti nei primi 6 mesi dell'anno hanno avuto rendimenti positivi, migliori quelli del comparto dinamico, il più volatile, che si conferma ancora una volta come lo strumento forse più competitivo, chiaramente più competitivo nei momenti in cui i mercati sono crescenti, però difendono bene tutto sommato anche dal reddito prudente, con rendimenti attorno all'1,5% netto, e anche il comparto garantito, da cui di norma noi abbiamo un'aspettativa di conservazione del capitale, nei 6 mesi matura un rendimento netto attorno allo 0,5%. Ecco, forse non l'ho detto, il dinamico è a 3,74 netto, quindi vicino al 4%. Ti dirò, da sempre come fondo pensione non siamo particolarmente focalizzati sui rendimenti di breve periodo. Diciamo, è nostra abitudine pubblicare mese per mese nel sito del fondo l'andamento del valore quota di ciascun comparto per dare un riscontro tempestivo e puntuale a ciascun iscritto rispetto all'andamento del suo risparmio, ma chiaramente il fondo va misurato nelle performance e soprattutto nel lungo periodo, perché è uno strumento di investimento a medio-lungo termine ed è dunque a medio-lungo termine che si misura l'affidabilità, l'efficacia dell'investimento finanziario. Quindi direi bene, però bene l'avrei detto anche lo scorso anno e 2 anni fa, e il bene dello scorso anno sappiamo che era maturato in un periodo piuttosto particolare, l'anno di Covid, con i ribassi della primavera e poi con la ripresa spinta soprattutto dalle politiche di sostegno degli stati, delle banche centrali. Ecco, questo fattore, le politiche di sostegno, hanno un po' caratterizzato anche questi primi 6 mesi dell'anno, generando un complessivo clima di fiducia che riscontriamo
certamente anche nel dialogo con i nostri iscritti, no? Se tu vai in un'azienda oggi, il dipendente, il delegato sindacale ti dice che sono strapieni di lavoro, gli ordini non mancano, casomai mancano le materie prime, quindi c'è il rischio che le filiere si intoppino, però c'è una sensazione di fiducia e di ottimismo. Abbiamo dato anche spazio a questo tema nei nostri usuali articoli e spunti che pubblichiamo settimanalmente sui social. Questo tema della fiducia che si respira nell'economia reale, ecco, la nostra preoccupazione è che transiti un po' più del necessario anche nell'ambito finanziario. Ci sono alcuni iscritti, magari non più giovanissimi, che dati anche i risultati di comparti come il dinamico negli ultimi anni, insomma, cominciano ad avere il desiderio di prendersi forse qualche rischio più del necessario, e questo è un atteggiamento che non ha molto a che vedere con il tema della previdenza, e spesso cerchiamo di dissuadere queste persone. Guarda, il dinamico, fa conto, nell'ultimo decennio ha fatto un più 80% netto. Ora, è chiaro che se un lavoratore prossimo alla pensione magari guarda al passato, si fa lusingare con l'aspettativa che per i prossimi 10 anni magari il possa comparto prendere faccia un forse altro ancora di 80%, più, ma non è certo. detto. E quindi la raccomandazione per ciascun iscritto, anche davanti a buoni risultati, soprattutto nel lungo periodo, è di essere più che cauti, direi responsabili e consapevoli dello strumento con cui si ha a che fare. Ti puoi prendere dei rischi, certamente, ma se hai dalla tua parte orizzonte temporale, hai anni di investimento davanti a te. Mentre se invece l'orizzonte temporale si è accorciato perché ci si approssima alla pensione, è forse opportuno contenere i rischi. Ecco, forse un caso il più importante che mi sento di condividere anche con gli ascoltatori e con chi ci vede è quello di qualche iscritto che dice: beh, adesso che gli stati sostengono l'economia nei prossimi anni andrà bene, quindi le borse saliranno. Ora, questa specie di sillogismo non è proprio detto che si realizzi nei termini magari auspicati dal risparmiatore, e quindi noi suggeriamo di non inseguire le previsioni. Non ci piacciono quelli che fanno previsioni, santoni e oroscopi e cose di questo tipo. Meglio stare con i piedi per terra, un po', credo, per quel che ci riguarda, in coerenza con la filosofia che Solidarietà Veneto ha sempre avuto, quindi meglio magari un punto di rendimento in meno, facendo attenzione ai costi, contenendo la volatilità magari negli anni in cui i mercati vanno meno bene. Certo, direttore, c'è stata una svolta. Allora, noi, se ho imparato bene in tutti questi anni, voi siete un fondo pensione negoziale, giusto? Cioè, nel senso che accedete a gestioni finanziarie e professionali ai costi di gestione più contenuti possibili, ovvero migliori rendimenti possibili per i nostri risparmiatori, no? Avete sostituito un gestore importante per quanto riguarda il comparto reddito, che mi sembra sia uno dei più significativi dal punto di vista percentuale della raccolta, del volume dei risparmi che ci sono in Solidarietà Veneto, dei nostri risparmiatori. HSBG subentra a Generali, giusto? È una svolta importante questa, dopo diversi anni. Non è che dalla mattina alla sera voi cambiate gestore. Ci parlava prima dell'oculatezza e del fatto di essere prudenti. Quindi mi sembra questo un cambio importante. In che ottica viene visto questo cambio, direttore? Beh, diciamo così, correttamente, come accennavi in introduzione, Solidarietà Veneto è fondo negoziale, quindi non è come magari un fondo proposto da una rete bancaria o assicurativa, non è che adotti dei gestori finanziari che fanno capo al fondo stesso. Cioè il fondo fa da intermediario di fatto fra il risparmiatore, tra il lavoratore che versa le proprie risorse, i propri contributi nel fondo, e il fondo, come dire, facendosi forza della dimensione, no? Solidarietà Veneto ha 100 e passa mila iscritti, quindi con 1,7 miliardi circa di patrimonio, può andare a negoziare efficacemente con il mercato, individuando dei gestori che sono disposti a investire le risorse affidate
ha dei prezzi, ha delle commissioni di gestione contrattate che sono molto molto contenute. Questo, diciamo, non vale naturalmente solo per Solidarietà Veneto, ma vale in generale un po' per tutti i fondi negoziali, quindi per dire Solidarietà Veneto ha dei costi molto bassi, ma sostanzialmente in linea con quelli degli altri fondi negoziali. Ecco, il momento in cui si realizza, no, questo fatto del negoziato con la controparte finanziaria è proprio la gara per la selezione del gestore, e nei mesi passati Solidarietà Veneto, il Consiglio di amministrazione di Solidarietà Veneto ha deliberato di andare a selezionare un nuovo gestore al posto di Generali che chiudeva il suo contratto. La gara si è chiusa appunto con la vittoria di HSBC, che è subentrato dal 1° luglio. HSBC in effetti entra sul comparto dimensionalmente più rilevante per Solidarietà Veneto, il reddito, che è quello centrale, e per i prossimi anni sarà incaricato, insieme agli altri gestori naturalmente già operanti nei vari comparti, di interpretare questa particolare fase di gestione caratterizzata ormai da qualche anno da soprattutto tassi bassi nell'ambito obbligazionario, e quindi da una necessità di gestire con grande diversificazione per comprimere il rischio, andando a ricercare rendimenti appunto su strumenti finanziari diversi. Ecco, diciamo che fare questo, investire attraverso un fondo negoziale, significa partire da un punto di vantaggio. Se noi per dire dovessimo pagare una commissione di gestione dell'1-1,5% l'anno sulla gestione finanziaria, chiaramente avremo necessità di raggiungere risultati più elevati per ripagare per quel costo e accontentare i nostri iscritti. Il costo di gestione oggi del comparto reddito per il gestore HSBC è di 6 basis point, quindi 0,06%. Tra l'altro i costi sono trasparenti, si possono controllare sia nel nostro sito sia anche nel sito della Commissione di Vigilanza. Anzi, invito magari i più interessati, i più curiosi a fare questo tipo di approfondimento, perché lo trovo molto interessante e molto utile, soprattutto se si va a investire nel lungo periodo. E riguardo al tema dei costi, la parola chiave, lo sottolineo ogni volta, è ISC, indicatore sintetico dei costi, un numeretto che consente di confrontare l'efficacia dal punto di vista proprio del costo dei fondi negoziali rispetto magari ad altri competitor. Quindi ecco, fondo negoziale attraverso la selezione di gestori ti permette di partire da uno scalino un po' più alto, dovuto proprio ai costi bassi. Magari Anche perché lontani. peraltro HSBG è un gestore a livello internazionale, no? È radicato anche in Italia. Ma allora significa che i nostri soldi vanno sul mercato internazionale? So che voi dedicate anche particolare attenzione, specie in questo periodo, alle aziende locali e agli investimenti in infrastrutture, ma questa è la domanda che le farò dopo. I soldi dei nostri risparmiatori con HSBG dove vanno a finire? Nelle migliori aziende, nei migliori mercati internazionali o nazionali? Allora, questo in generale non solo per HSBC, ma per tutti gli altri gestori anche. Le regole di ingaggio, cioè i limiti entro cui il gestore si deve muovere negli investimenti, sono definiti anzitutto dalla legge, ma poi anche dal contratto con il gestore. Quindi siamo noi, è il fondo pensione che dice: caro gestore, devi fare investimenti a livello globale, territoriale, eccetera. Allora, i gestori come HSBC e come anche Generali prima operano secondo il principio della diversificazione, quindi sono chiamati a investire sia per la parte obbligazionaria sia per la parte azionaria in strumenti quotati a livello globale, senza entrare nel dettaglio. Quindi qui si va in cerca proprio della massima diversificazione. Sarebbe, lo dico neanche per paradosso, ma è una concretezza, diciamo, sarebbe abbastanza un assurdo se un fondo territoriale andasse a investire tutte le proprie risorse nel proprio territorio, al di là che non è consentito neppure dalla legge, ma dal punto di vista della razionalità non ci sta un concetto di questo tipo. Altro discorso è quello della diversificazione. Allora, se il 95% delle risorse che il fondo raccoglie dai lavoratori, dai contribuenti, viene investito a livello globale, beh, allora ci si può permettere, in chiave di diversificazione, anche una allocazione particolare nel sistema Italia, nel Veneto, anche di riflesso, insomma, che del sistema Italia costituisce una parte importante. Ecco, proprio una parte importante. Veniamo a questo punto. So che il vostro consiglio di amministrazione sta elaborando un documento importante, la revisione del documento sulle politiche di investimento. Allora, voi avete già iniziato la politica di investimento sulle aziende del territorio già diversi anni fa. Adesso, se non vado errato, potenzierete questo strumento. Cioè i soldi dei nostri risparmiatori andranno anche
nel capitale di aziende venete e anche nelle infrastrutture del nostro paese. È questa la scelta che intendete portare avanti per il futuro, anche in funzione del piano del PNRR, che adesso si spera partirà insomma a breve, a nuove risorse per il nostro paese, nuova linfa per le nostre imprese. Quindi i nostri soldi anche, tra virgolette, in aiuto alle nostre imprese per crescere tutti quanti insieme? Sì, allora, beh, non so se il termine aiuto magari è quello più opportuno, Appropriato. proviamo a declinarla in maniera accurata. Diciamo, Solidarietà Veneto ormai come dicevi tu, da diversi anni, dal 2018 quantomeno, ha intrapreso un percorso di investimento anche, noi diciamo così, in economia reale, cioè andando a selezionare strumenti che investono in aziende, per esempio, non quotate oppure in infrastrutture, investimenti sia in debito, cioè in sottoscrizione di obbligazioni emesse da aziende, cioè i mini bond, ma anche in capitale. Bene, questo processo è iniziato fra il 2013 e il 2015 e sostanzialmente doveva avere una continuità nel tempo, anzi doveva evolversi, tanto che la legge addirittura consente di arrivare fino al 20% di investimenti cosiddetti diretti in strumenti di questo tipo. In realtà con la scusa di Covid, lo scorso anno ci si è fermati perché la leggibilità, possiamo dire, della finanza nel medio periodo è diventata un po' più complicata. Basti pensare un attimo, per esempio, alla valutazione degli immobili dopo Covid, no? Con lo spostamento delle persone. Quindi Certo. una possibilità di investimento che a un certo punto diventa molto più complicata rispetto a prima, oppure anche delle infrastrutture. Magari investire in una infrastruttura aeroportuale fino a 3 anni fa poteva sembrare un investimento molto interessante, ma dopo Covid, ecco, allora ci si è fermati e adesso si sta ricominciando con gradualità nella allocazione delle risorse, di parte delle risorse in economia reale. In che cosa in particolare? Da dove si comincia? Dalle PMI italiane, probabilmente l'allocazione entro la fine dell'anno potrebbe arrivare a 30 milioni di euro, quindi una cifra che può sembrare molto rilevante, ma se guardiamo al 1,8 miliardi, 1,7 miliardi di Solidarietà Veneto, sì, va un po' ridimensionata se la metto in termini relativi o percentuali. Capitale di PMI affiancato proprio al tema delle infrastrutture Italia, nuovamente, per altri presumiamo 15 milioni di euro, con l'obiettivo di agganciare effettivamente il treno della transizione energetica, della tutela ambientale, un treno che da un lato ci aspettiamo possa portare diversificazione e rendimento nei portafogli, dall'altro ci aspettiamo che possa consentire a Solidarietà Veneto di fare la propria parte in un processo che riteniamo oggi ormai irrinunciabile, perché il cambiamento, soprattutto dal punto di vista ambientale, ma non solo, non coinvolge soltanto la politica, ma coinvolge anche il risparmio e in particolare il risparmio istituzionale. Guarda, l'altro giorno a un corso di formazione un operaio ci diceva: ma cosa posso fare io per il cambiamento climatico, che non sono nessuno con i miei 4 soldi, eccetera, eccetera. Allora ho detto: no, aspetta un attimo, perché attenzione, tu attraverso il fondo pensione, insieme a tutti i tuoi colleghi, avendo costruito una massa patrimoniale rilevante, non solo puoi puntare a ottenere i costi bassi, l'efficienza della gestione, ma puoi fare la tua parte, dare il tuo contributo per il cambiamento anche a beneficio delle future generazioni che siamo chiamati a fare affinché, come dire, si svolti, ecco, rispetto a determinate situazioni. Direttore, la ringraziamo moltissimo, ci fanno segni della regia che abbiamo ampiamente sforato il tempo che ci eravamo prefissati, ma è stato veramente molto interessante. Grazie per queste utili informazioni che si è dato, sicuramente ci saranno delle nuove argomentazioni per quanto riguarda le prossime puntate, speriamo delle novità significative per Solidarietà Veneto e di conseguenza anche per i nostri risparmiatori. Direttore Paolo Stefano, la ringraziamo moltissimo, auguriamo buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Solidarietà Veneto. Grazie molte. Grazie a tutti e buon agosto, buona estate. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP.